Spero perciò che vi sia piaciuto. Chiedo venia se un uomo ha scritto dei monologhi sulle donne, però sono stato cresciuto da questa donna. Chiedo adesso, e anche dalle mie nonne, chiedo adesso di far salire l'assessore Rossana Fuzzi, che ha ideato e organizzato queste 3 giornate. Dico adesso vi Buonasera a tutti, grazie per essere qua. Ma porto innanzitutto i saluti del nostro sindaco Massimiliano Sanna, che si dispiace per non essere qui stasera. Voglio ringraziare Carlo che, insomma, quale io nutro parecchia stima. E lo ringrazio 2 volte, intanto per aver partecipato attivamente a questa manifestazione di 3 giorni che si concluderà domani con una corsa camminata in Piazza Eleonora. Lo ringrazio perché sempre con le sue performance comunque lascia e dà un contributo alla nostra città, alla cultura e all'arte della nostra città. Che dire, tutto questo e gli artisti che io ho coinvolto in questi 3 giorni l'ho fatto per veicolare un messaggio, il messaggio dell'oristano che dice no alla violenza. L'ho fatto attraverso le ceramiche che vedete qui alla mia destra con il 1522. Non mi voglio dilungare molto perché immagino che abbiate da andare, insomma, da qualche altra parte stasera, visto che con voi siamo a fine settimana. Però il messaggio che appunto abbiamo voluto dare l'abbiamo dato insieme alla FIDAP, l'abbiamo dato insieme al centro antiviolenza, che io fra l'altro qui vorrei chiamare insieme a noi, mi farebbe molto piacere, una persona che vale veramente tanto per Oristano e porta il suo contributo grande tutti i giorni del suo ambiente lavorativo e professionale, la dottoressa Marras, che stimo veramente tanto per il lavoro che fa per tutte le donne della nostra città e non fisico. Oggi non pensavo di dover salire sul palco, vi ringrazio per averci ospitate. Io faccio i complimenti a Carlo, alla mamma di Carlo, di cui non so il nome, però Annalisa, complimenti. Annalisa Turca, mia madre, Elisa Turchesi, Eva De Maio. È la prima volta che farò. Complimenti, non è semplice, io vi ringrazio per questo testo, per come è stato scritto, Carlo. Vorrei portare dei concetti fondamentali che attraverso le parole di Annalisa sono emersi e che secondo me è il caso di sottolineare. La sorellanza. Non è semplice racchiudere in così poco tempo, Carlo, un concetto così importante, perché molto spesso le donne si ritrovano a vivere condizioni di profonda solitudine proprio attraverso la ricerca d'aiuto dalle donne stesse. Il centro antiviolenza è un centro, un luogo, uno spazio fisico, ma anche uno spazio morale, profondo, dove le donne creano proprio legami di sorellanza. Io vi ringrazio per questa profonda creazione, la voglio definire così, mi ha emozionata tantissimo, senza nulla togliere alla prima parte, ma soprattutto la parte di Annalisa è stata veramente intensa. Non dimentichiamoci che le donne subiscono ancora oggi forme di violenza che non sono solo fisiche, ma soprattutto le forme di violenza psicologica, economica, sessuale, anche quella che avviene attraverso le relazioni di intimità, è un qualcosa che non sempre emerge. Io invito tutti e tutte a farvi portatori e portatrici di un sapere che esiste un centro antiviolenza, non esiste solo il centro antiviolenza di Oristano, ma esistono ben 11 centri nella regione Sardegna. La regione Sardegna, così come il comune di Oristano, è lungimirante perché siamo tra i territori più virtuosi a livello nazionale, anche se molto spesso la Sardegna in questo non viene riconosciuta, ma siamo portatori di norme e istituzioni, anche forse grazie ad Eleonora D'Arborea. Io vi ringrazio tantissimo, ridò la parola all'assessora. Grazie Francesca. Ringrazio ancora tutto il gruppo che è Anatomia delle Ombre, ma in particolare anche Santina Raschioste, che anche lei ha dato in questa manifestazione il suo grande contributo, prima come moderatrice e poi come attrice. Grazie, quindi
potete, appunto, avete avuto dimostrazione che si sdoppia, perché sa fare tante cose, c'è da dirlo, è vero. E Caterina Flore. E Caterina Flore, sì, grazie a lei, grazie a tutta la compagnia che Anatomia delle Onde. Un'ultima cosa, voglio esprimere un ringraziamento anche a Stefano Orru, dico bene? Giuseppe Orru, perdono. Orro, sbagliato. Però ciò che parla sono le sue opere, che sono qui, sono i suoi quadri che rappresentano la violenza contro la donna, quindi di grande espressione. Io non sono una critica d'arte, perché l'avrete capito, però effettivamente meritavano di essere citati. Ecco, grazie per questo contributo. In ultimo vi chiedo veramente un pizzico ancora della vostra disponibilità stasera. All'uscita c'è una piccola cassettina, se avete piacere, se ritenete opportuno, vi chiediamo una piccola offerta che andrà devoluta, come tutto quello che verrà ricavato durante questi 3 giorni di manifestazione, al centro antiviolenza. Grazie.